Non si riuscirà a completare per quest'estate il dissalatore a Porto Empedocle, quanto emerso da un confronto tra gli amministratori comunali empedoclini e il prefetto Caccamo. Domani seduta straordinaria sul tema del Consiglio Comunale di Porto Empedocle. La Sicilia è la regione con più atti intimidatori eseguiti ai pubblici amministratori in Italia. Agrigento la provincia più esposta, è quanto emerso dalla pubblicazione dei dati di avviso pubblico ieri a Roma. Il presidente della regione Renato Schifani conferma la fiducia all'assessore al turismo Amata nonostante le tante intercettazioni fatte dal nucleo di polizia economico-finanziaria. Lavori per oltre 5 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione del quartiere Santa Croce ad Agrigento. In aumento le visite presso l'ambulatorio della terapia del dolore presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Sarà inaugurata il prossimo 21 settembre la biblioteca comunale sita in piazza Matteotti a Palma di Montechiaro. Ladri in azione a Ribera hanno rubato 1000 metri di cavi lineari di rame dalla linea elettrica che collega Ribera con Calamonaci. Novità in casa Agragas, le date di inizio dei prossimi campionati di calcio, oggi la festa provinciale del calcio agrigentino. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie di oggi 9 luglio mercoledì. Il dissalatore di Porto Empedocle non sarà operativo entro quest'estate, è quanto emerso da un incontro tra il prefetto di Agrigento Caccamo e l'amministrazione comunale. Intanto domani sul tema si svolgerà un consiglio comunale straordinario sollecitato dal comitato cittadino Mare Nostrum, il nostro servizio. Sulla vicenda del dissalatore di Porto Empedocle si è svolto un incontro in prefettura tra il prefetto Caccamo, presente l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Giuseppe Picone e anche la parlamentare empedoclina ed ex sindaco Ida Carmina. Quello che più colpisce è che la stessa prefettura chiarisce il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l'estate 2025. Intanto domani è previsto un consiglio comunale straordinario, seguito anche su spinta del comitato spontaneo Mare Nostrum, che un mese fa sollevò le varie criticità dell'opera. La speranza dei componenti dell'associazione civica empedoclina è quella che il consiglio comunale di Porto Empedocle assume un impegno preciso per la fase 2 con lo smontaggio dei moduli provvisori, il ripristino dei luoghi secondo la loro destinazione e che il dissalatore venga realizzato dove era la prima zona ASI. Ritornando all'incontro in prefettura, è stato comunque proficuo, quantomeno per avere chiarito molti dubbi grazie alla presenza degli enti preposti e coinvolti, il commissario per l'emergenza idrica nazionale dell'acqua, Sicilacque, l'autorità di sistema portuale, la capitaneria di porto, l'assessore di Porto Empedocle. È stato possibile ottenere risposte concrete sul nascente dissalatore e sul revamping del vecchio impianto in zona ASI, che dovrebbe essere la soluzione definitiva. Particolare attenzione è stata posta anche sul tema delicato dello scarico della Salamoia, che contrariamente a quanto qualcuno sembra voler minimizzare, non è semplice sale che si scioglie in mare, ma contiene agenti chimici inquinanti con potenziali ripercussioni sulla salute umana e sull'ecosistema marino già minacciato dall'aumento della salinità. In risposta alle obiezioni è stato assicurato che verrà effettuato un monitoraggio continuo da parte degli organi istituzionali preposti con la collaborazione dell'Università di Palermo, le facoltà di ingegneria e di agraria. Verranno pubblicati report istantanei e settimanali sul grado di salinità. Altra vicenda attenzionata in prefettura è stata la questione dei danni all'attività commerciale empedoclina causati dalle tubazioni che hanno sventrato le strade del centro, creato gravi disagi alla viabilità nel periodo estivo di massima attività turistica, ricevendo un'apertura da parte del commissario dell'acqua in merito a eventuali ristori. Dell'incontro è emerso ovviamente un dato certo: il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l'estate in corso, contrariamente a quanto dichiarato frettolosamente dal governo Schifani. Non garantirà i 96 litri al secondo promessi, né contribuirà a risolvere l'emergenza idrica per il territorio agrigentino in questo periodo.
Infine, per quanto riguarda il revamping del dissalatore fisso nella Rasi previsto nella seconda fase, è stato assicurato che il progetto prosegue, le risorse finanziarie sono disponibili e le procedure dovrebbero concludersi entro fine anno con l'acquisizione dei pareri e del nulla osta tramite una conferenza di servizi per poi dare inizio ai lavori. Anche per l'anno 2004 la Sicilia ha un triste primato, è nuovamente la prima regione per minacce censite ai pubblici amministratori, così come era accaduto nel 2022, ed è soprattutto la nostra provincia che da sola raccoglie oltre il 50% degli atti intimidatori registrati lo scorso anno sul suolo siciliano. È la prima provincia più colpita in Italia per casi censiti. Questo quanto emerso dai dati pubblicati dall'associazione Avviso Pubblico presentato ieri a Roma. L'approfondimento. Un'intimidazione al giorno, ogni giorno per 15 anni, questo è il drammatico dato che emerge dal 15° rapporto amministratori sotto tiro presentato ieri a Roma dall'associazione Avviso Pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie e le corruzioni. Un lavoro prezioso frutto dell'impegno costante di analisti accademici e studiosi che hanno scandagliato il fenomeno di ogni angolo del Paese. Dal 2010 al 2024 sono stati censiti 5.716 atti intimidatori di minaccia o violenza contro i sindaci, assessori, consiglieri comunali o municipali, dipendenti di funzionari degli enti pubblici, una media impressionante, 381 intimidazioni l'anno, 32 al mese, 1 al giorno. Di questi 913 atti si sono verificati in Sicilia, un dato che fa dell'isola la regione più colpita dal 2010 al 2024. Le province più colpite sono Palermo con 223 casi, la seconda è Agrigento con 188 e Catania con 103. 213 comuni colpiti in Sicilia nel corso del quindicennio, il 54% del totale presenti nella regione. Dietro ogni numero c'è un volto, una storia, una comunità intera e questa è la fotografia del 2024 che conferma come il fenomeno sia tutt'altro che in remissione, 328 gli episodi censiti nell'anno, in aumento del 4% rispetto al 2023. Il bersaglio preferito, i sindaci colpiti nel 61% dei casi, ma non solo. Sono state vittime anche assessori, consiglieri comunali, funzionari e perfino candidati alle elezioni amministrative, la cui esposizione è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente. Anche nel 2024 la Sicilia ha avuto un triste primato e nuovamente la prima regione per minacce censite, così come era accaduto nel 2022, ed è soprattutto la provincia di Agrigento che da sola raccoglie oltre il 50% degli atti intimidatori registrati lo scorso anno sul suolo siciliano, la prima provincia più colpita in Italia per numero di casi censiti nel 2024. Di questo rapporto rappresenta un viaggio nella complessità dei territori, del ruolo degli amministratori locali, da un lato pressati dalla criminalità organizzata, sempre più invasiva e subdola nella sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale. Tuttavia il rapporto ricorda e attesta che esiste la buona politica, che è più diffusa di quanto la narrazione del sono tutti uguali voglia far credere, e questo è il commento del presidente dell'Associazione di Avviso Pubblico, Roberto Montà. Inchiesta per corruzione, il presidente della regione Schifani conferma la fiducia al suo assessore Elvira Amata al turismo, ma dalle intercettazioni contenute nelle informative del nucleo di polizia economico-finanziaria emergerebbero molte ombre. Intanto a sinistra le opposizioni si spaccano. Ce ne parla meglio i colleghi di Palermo. Non si placano in Sicilia le polemiche sul caso dell'assessore al turismo Elvira Amata, indagata dalla Procura di Palermo per corruzione, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e alcuni fra i suoi più stretti collaboratori, prima fra tutti la sua portavoce Sabrina De Capitani.
L'assessore Amata ha ricevuto nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini che prelude ad una probabile richiesta di rinvio a giudizio, cosa che ha fatto pervenire all'indirizzo del presidente della regione Renato Schifani richieste sempre più pressanti perché sfiduciasse la titolare del turismo, la inducesse a fare un passo indietro, cosa che molti davano per scontata. Ma il presidente, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, ha smentito di aver chiesto a Fratelli d'Italia di rimuovere l'assessore o di aver provato a convincerla a fare un passo indietro. Ha precisato che le dimissioni non sono all'ordine del giorno e ha confermato piena fiducia all'assessora Amata. Il presidente si è detto anche convinto che ogni aspetto legato alla vicenda giudiziaria troverà chiarimento nelle sedi competenti e che l'assessore saprà dimostrare la correttezza del proprio operato. Intanto però dalle intercettazioni riportate dalle informative del nucleo di polizia economico-finanziaria emergerebbero molte ombre a carico dell'esponente di Fratelli d'Italia, a cominciare dalle utilità che avrebbe percepito dall'imprenditrice Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily Bycar Tommaso Dragotto. Gli investigatori, nelle informative dirette ai PM Andrea Fusco e Felice De Benedittis, scrivono che a fronte delle suddette utilità Amata e Giuseppe Martino hanno stabilmente asservito le rispettive funzioni pubbliche agli interessi personali dei coniugi Dragotto. Intanto sul fronte politico il centrosinistra si spacca. Ismaele Lavardera, insieme alla sinistra non rappresentata nel Parlamento regionale, con una nota inviata a PD e 5 Stelle li invita ad essere più duri e a chiedere le dimissioni tanto dell'Amata quanto del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e invitano tutti ad una mobilitazione politica e sociale contro la corruzione e il malaffare che, prosegue la nota, rendono la politica in Sicilia un mercato indecente che continuano a negare qualsiasi futuro migliore alla nostra terra e alla nostra gente. Avviato il procedimento di esproprio per la rigenerazione del quartiere storico di Santa Croce, sicuro, verde e sociale, che prevede la demolizione e la sua ricostruzione per un importo complessivo di 5.390.000 euro. Questo quanto comunicato dall'assessore al ramo Gerlando Principato, il servizio. Con la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento prende concretamente il via il percorso che porterà alla riqualificazione dell'isolato di Santa Croce nel cuore del centro storico di Agrigento. È un passaggio fondamentale che segna l'inizio delle operazioni propedeutiche alla realizzazione di un progetto ambizioso e necessario. Il nostro obiettivo è quello di ridare dignità e bellezza a un quartiere da troppo tempo segnato dal degrado e dall'abbandono. Questo quanto afferma l'assessore al ramo Principato. L'intervento finanziato nell'ambito del programma nazionale Sicuro, Verde e Sociale prevede la realizzazione di 24 nuovi alloggi distribuiti in 5 comparti abitativi moderni e accessibili e perfettamente integrati nel contesto urbano senza barriere architettoniche, con spazi vivibili e sostenibili. Non si tratta di un'operazione edilizia, ma di una vera e propria azione di rigenerazione urbana e sociale. Il quartiere di Santa Croce è un simbolo della nostra identità storica. Riqualificarlo significa ripartire dal cuore della città, stimolando interventi privati, attirando nuovi residenti e creando le condizioni per una rinascita più ampia del centro storico di Agrigento. Questo progetto, insieme a quello di Terravecchia di Girgenti, rappresenta il motore di un processo di trasformazione profonda in linea con la visione dell'amministrazione comunale, un centro storico vivo, attrattivo e funzionale che torna a essere spazio di vita, cultura e comunità. L'assessore Principato conclude dicendo: ringrazio gli uffici tecnici, professionisti coinvolti per il lavoro svolto fin qui e continueremo a garantire trasparenza, informazione e partecipazione lungo tutto l'iter affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva di questa grande sfida per la nostra città. E anche a Fontanelle si festeggia San Calogero in maniera molto originale. Una statua del santo in miniatura è stata portata in processione su una piccola vara da un gruppo di ragazzi coadiuvato dal comitato Fontanelle Insieme, con la presenza di 2 ragazzini tamburinara che hanno richiamato l'attenzione degli abitanti del quartiere, come vediamo dal video.
L'ambulatorio di terapia del dolore del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento è sempre una realtà consolidata, con volumi di attività in forte incremento. Nel 2024 2.251 le visite effettuate, nel 2025 trend in forte aumento il servizio. L'ambulatorio di terapia del dolore dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è sempre più una realtà consolidata con volumi di attività in forte incremento. Nato nel 2022 come articolazione del servizio di anestesia e rianimazione diretto dal dottor Gerlando Fiorica, l'ambulatorio ha infatti recentemente aumentato i giorni di apertura al pubblico, passando da 4 a 5 giorni la settimana, da lunedì al venerdì mattina, continuando a registrare un crescendo numero di prestazioni erogate. Nel corso del 2024 sono state ben 2.251. Il trend risulta ancora in crescita nel corso del 2025. Il servizio offre sia consulenza interna all'ospedale per tutti i reparti che lo richiedono, sia esterna tramite prenotazione al CUP, cui si accede per mezzo di impegnativa del medico curante con richiesta di visita antalgica. Prima valutazione per la terapia del dolore e la programmazione della terapia specifica, agenda ambulatoriale terapia del dolore. L'ambulatorio, coordinato dal dottore Salvatore Farrugia, si avvale del personale dedicato formato da medici, anestesisti, rianimatori, esperti in terapia del dolore, con la collaborazione dei dottori Di Miceli, Pinelli e dagli infermieri Zagarella, Martello e Pillitteri, guidata dalla caposala Piraino. Il dolore rappresenta un campanello d'allarme allerta del fatto che l'organismo ha subito o sta per subire un danno, a volte tuttavia si protrae nel tempo e diventa esso stesso una vera e propria malattia, che se non trattata può causare danni fisici e psicologici permanenti. Le terapie oggi sono all'avanguardia e si parla spesso di tailoring perché la cura, pare a un vestito sartoriale, deve essere personalizzata sul paziente. Esistono vari momenti di trattamenti, da quelli farmacologici a quelli mini-invasivi, fino ad arrivare alla cosiddetta chirurgia percutanea del dolore, che prevede interventi di neuromodulazione e di neurolesione per eliminare o ridurre il dolore quando la terapia farmacologica non è efficace. Gli interventi di neuromodulazione si avvalgono di tecniche di elettrostimolazione del sistema nervoso periferico centrale oppure di infusione di farmaci nello spazio subarachnoideo spinale, mentre quelli neurolesivi utilizzano tecniche di lesione parziale completa di nervi o periferici o cranici. Queste altre metodiche sono in uso presso l'ambulatorio di terapia del dolore dell'ospedale di Agrigento, insieme ad apparecchiature di ultima generazione in grado di combattere o spegnere lo stato di sofferenza del paziente. Il 21 settembre prossimo si inaugurerà a Palma di Montechiaro la nuova biblioteca comunale sita in piazza Matteotti. Sarà inaugurata a Palma di Montechiaro il prossimo 21 settembre la nuova biblioteca comunale di piazza Matteotti. L'edificio è stato ristrutturato nel 2006 e precedentemente era destinato a una scuola. Adesso sono stati liberati alcuni tramezzi per adibirla a nuova biblioteca comunale del paese del Gattopardo. Oggi con non poca emozione abbiamo visitato un luogo davvero bellissimo e che la città potrà vedere, vivere da qui a qualche settimana, e ora vi daremo pure i dettagli. Questo è un progetto che dimostra ancora una volta come questa amministrazione, grazie alla collaborazione di tutti, gli assessori collaboratori, ai consiglieri comunali, ai miei dirigenti e a tutti i dipendenti comunali, stia lavorando e abbia lavorato con notevoli risultati nel recupero del tempo perduto. È in quel processo di rinascimento e rinascita che stiamo portando avanti da 8 anni. Qui ci fu un intervento alcuni anni or sono, grazie, vado a memoria, al questore Zito dell'epoca, e l'ex Casa del Fascio subì una prima operazione di restauro e di nuova funzionalizzazione. Peccato però che, finito questo intervento, negli anni successivi non trovò mai la sua naturale inaugurazione e apertura, quindi fu un gioiello creato e messo da parte con il rischio che lo stesso potesse danneggiarsi o da operazioni
di vandalismo o dalle naturali intemperie. Grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto con il GAL per l'atelier multimediale siamo riusciti da un lato a creare degli spazi moderni e immersivi dove i nostri concittadini, ma anche i turisti, potranno fare un viaggio nello spazio e nel tempo, nella storia della nostra meravigliosa città, ma anche a rimettere a posto ciò che era necessario per far diventare finalmente il centro era la nuova biblioteca di Palma di Montechiaro, che attualmente la biblioteca Giovanni Falcone è ospitata a Palazzo Ducale. Come lei avrà avuto modo di vedere, parliamo di uno spazio ampissimo, di un intervento dal punto di vista architettonico davvero meraviglioso, dove si riesce a coniugare l'architettura moderna con la storia secolare dei monumenti che abbiamo accanto. Ci sarà una sala convegni davvero meravigliosa che si affaccerà su questa meravigliosa piazza, altresì restaurata e rigenerata. Questo è un intervento davvero di rigenerazione urbana e sociale che si innesca in quel processo che è iniziato con la nuova villa comunale, che poi è proceduto con il restauro del nuovo centro storico e la rigenerazione di piazza Matteotti. Appunto perché parliamo di rigenerazione umana e urbana, abbiamo deciso tutti insieme di inaugurare questa nuova struttura il 21 settembre. Il 21 settembre per Palma di Montechiaro non è una data come tutte le altre, ma è una data particolare. Noi quel giorno dedicheremo questa inaugurazione a Rosario Livatino e a Giovanni Fazio. Rosario Livatino lo conoscete tutti, Giovanni Fazio è un nostro poliziotto municipale che è ferito nell'esercizio delle sue funzioni. Vogliamo rispondere alle tenebre con la luce. Siamo convinti che il cambiamento, il miglioramento, la forza del bene possa esserci solo se noi creiamo cultura, se noi creiamo spazi belli, spazi vivibili e diamo un futuro diverso alle nuove generazioni. Dobbiamo cambiare finalmente l'orizzonte e dedichiamo appunto questo nuovo faro culturale, questo nuovo faro sociale a chi ha dato la propria vita per il nostro futuro, per la difesa dello Stato, per la difesa della legalità. Palma di Montechiaro non si ferma, va avanti senza sosta in questo davvero cammino di nuova vita. Viva Palma di Montechiaro! L'11 e il 12 luglio prossimi Agrigento si ferma per ricordare una delle pagine più dolorose della sua storia. A 82 anni dai bombardamenti che nel cuore della Seconda Guerra Mondiale devastarono la città e il suo territorio, 2 giornate di iniziative pubbliche riaccendono la memoria collettiva, rendendo omaggio alle vittime civili e a quanto si prodigarono per prestare aiuto e soccorso tra le macerie. L'11 luglio verrà inaugurata alle ore 10:30 presso l'Archivio di Stato di Agrigento in via Mazzini una mostra fotografica dal titolo I bombardamenti di Agrigento, che vuole stabilire un filo diretto tra passato e presente, mentre nella giornata di sabato 12 luglio alle 18:30 la commemorazione si sposterà in Contrada Caos. Si terrà il concerto Inno alla Pace, promosso in collaborazione con il Parco Letterario Luigi Pirandello. A esibirsi sarà l'associazione bandistica Vincenzo Bellini di Oppolo Giancazio, guidata dal maestro Cammelo Mangione, e prevede l'intervento del presidente della sezione agrigentina dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, Giuseppe Cimè. Nuove disposizioni da parte della ditta Iseda, SEA e SEAP per il conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica di prossimità di via Sirio al villaggio Mosè di Agrigento. Gli utenti che risiedono in Contrada Ciavalotta, Contrada Burraiotto e Contrada Mandrascava potranno ritirare la nuova chiave relativa all'isola di prossimità di via Sirio presso il comando dei vigili urbani di Villa Seta, nucleo tutela ambientale, muniti di documento di riconoscimento, copia della bolletta Tari 2025 ed eventuale delega secondo il calendario previsto. Un punto informativo URP nella Valle dei Templi dal 1 luglio garantisce ogni giorno assistenza e supporto ai tanti turisti che visitano l'area archeologica. Ne dà notizia il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che insieme alla dirigente del settore Antonietta Testone si sono recati questa mattina presso lo sportello informativo
nella Valle dei Templi, come vediamo nella foto. Il servizio è offerto da oltre 15 anni grazie alla professionalità dei dipendenti delle sedi dell'URP di tutto il territorio provinciale attraverso una regolare turnazione, un servizio importante, ha sottolineato il Presidente, che rappresenta nei mesi estivi un punto di riferimento per una corretta informazione al turista, soprattutto nell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura. L'ufficio di Porta Quinta distribuisce gratuitamente dépliant e opuscoli della Valle dei Templi, dei luoghi maggiormente visitabili della nostra provincia. Il punto informativo della Valle informa altresì i tanti visitatori degli eventi in programma nel territorio della provincia e delle manifestazioni organizzate nella città in occasione di Capitale 2025. Passiamo alla cronaca. Ignoti ladri hanno divelto e rubato 1000 metri lineari di cavi e rame della linea elettrica dei pali della luce posizionati lungo la strada statale 386 che collega Ribera con Calamonaci. Nelle ore notturne il danno ammonta a ben 7.000 euro, purtroppo non coperto da assicurazione. Dopo l'amara scoperta, un consulente tecnico del comune di Ribera si è creato dai carabinieri della tenenza cittadina e ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti per l'ipotesi di furto aggravato. I militari dell'Arma dei Carabinieri, dopo il sopralluogo nella zona teatro della razzia, hanno avviato le indagini. Disagi lungo il tratto di strada rimasto pertanto al buio, con il gestore del servizio che è subito intervenuto per ripristinare la normalità. Chiedono più controlli i commercianti di via 4 Aprile che oggi, insieme al parroco della Calza, hanno atteso in segno di solidarietà il titolare della cioccolateria Lorenzo. Domenica pomeriggio il personale dell'attività ha subito un'aggressione fisica da parte dei due giovani per insignificanti motivi. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. È bene che in questa città tutti prendiamo coscienza della gravità di questi fatti, di questi episodi. Ci sono troppi casi di violenza e quindi questa città deve rinascere, deve risvegliarsi e le coscienze, a volte intorpidite, devono ridestarsi. Quindi mai più violenza, rispetto per questa città che merita tanto, ma occorre che i palermitani l'amino di più questa città. Dopo quello che è avvenuto da Roberta e Vincenzo, quello che pensiamo è che ci sia poco controllo e poca attenzione agli imprenditori, agli esercenti, alla gente che cerca di portare avanti il proprio lavoro con dignità, con passione, con tutto quello che sono i sacrifici che si fanno quotidianamente. Quindi speriamo che le forze dell'ordine ci stiano più vicini e che insomma che non passi inosservato quello che è successo, perché pensiamo che sia una cosa abbastanza grave. Una delle fondatrici di Borgo Strafalè, di fatto avete rivalorizzato questa zona, ma adesso sembra si sia tornati davvero indietro. Sì, purtroppo sì, questo mi dispiace molto perché abbiamo lottato tanto cercando di abbellire questa strada, levando quello che c'era prima, spaccio, spazzatura, insomma, e pochi controlli. E in questo momento c'è qualcosa che non sta funzionando in tutta la città di Palermo, soprattutto al centro storico, perché assistiamo quasi quotidianamente a eventi veramente brutti, di aggressioni con turisti, con gente del luogo, insomma, macchine rubate e così via. Non so se è un problema di poco controllo, probabilmente, sicuramente è un problema anche di educazione, quindi bisognerebbe agire non soltanto con i controlli più inseriti, ecco, nel centro storico, ma probabilmente anche con delle modalità educative, quindi lavorando nel territorio con questa gente che ovviamente per essere così, per comportarsi così ha dei problemi sicuramente alle spalle, non c'è più l'ascolto che c'era prima. In passato c'erano le città educative, c'erano dei controlli, c'erano gli educatori che facevano dei grandissimi lavori, adesso questo sta avvenendo meno e probabilmente questa non sicurezza, questa non compattezza, ecco, della gente che ascolta con chi è meno fortunato probabilmente porta poi a questo distacco e a queste aggressioni. Linea alla regia per la pubblicità.
A Messina è stato prosciolto da ogni accusa il pensionato coinvolto in un incidente stradale mortale avvenuto dal Carta. Il GIP del Tribunale di Patti ne ha archiviato il caso. I colleghi di Messina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, dottore Andrea La Spada, ha depositato l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale aperto a carico di un pensionato di Alcaralifosi, con l'ipotesi accusatoria di omicidio stradale, in relazione ad un incidente verificatosi nel gennaio 2024 nello stesso comune nebroideo, nel quale purtroppo perse la vita un giovane del luogo. Sotto esame la ricostruzione della dinamica del contatto di striscio avvenuto lungo una strada di penetrazione agricola tra l'autovettura condotta dal pensionato, difeso nel procedimento dall'avvocato Massimiliano Fabbio, e quella condotta dalla vittima, con a bordo altri 3 giovani, che procedeva in senso contrario. Il contatto avvenne a ridosso di una curva piuttosto stretta e, secondo quanto ricostruito dalle perizie tecniche, l'uomo, che procedeva in salita, mantenendo regolarmente la propria mano di percorrenza ad una velocità particolarmente moderata, accorgendosi dell'altro mezzo, deviava verso destra, portandosi al limite estremo della strada, quasi a ridosso del guardrail, al fine di cedere più spazio possibile alla vettura, come indicato da una traccia di scorracciamento rilevata dai carabinieri al limite della strada. Poco dopo l'urto, l'autovettura che procedeva in discesa scavalcava il guardrail ed iniziava la caduta nella scarpata latistante la strada, dinamica da cui purtroppo scaturì il decesso del conducente. Esprimendosi a seguito dell'atto di opposizione alla precedente richiesta di archiviazione già formulata dal pubblico ministero, il GIP ha quindi confermato come le risultanze delle attività svolte dal consulente tecnico del PM, cui è stata richiesta un'integrazione in relazione alle stesse osservazioni critiche formulate dai periti delle parti offese, consentono di escludere senza dubbio ogni responsabilità in ordine alla condotta di guida dell'indagato, escluse infine anche le residue ipotesi sulla configurabilità di una presunta omissione di soccorso da parte dell'uomo e della responsabilità in carico all'ente titolare della strada per condizioni e tipologia del guardrail. L'archiviazione, commenta l'avvocato Fabbio, conferma l'estraneità alle contestazioni del mio assistito che, nella repentina dinamica e in condizioni di forte oscurità, non si rese nemmeno conto dei drammatici sviluppi e, giova ricordarlo, appreso ore dopo dell'incidente, si presentò spontaneamente alle forze dell'ordine per riferire dell'episodio. L'archiviazione, conclude il legale, gli restituisce dunque la serenità di non essere in alcun modo responsabile nel contesto di quella che è stata una gravissima tragedia che ha segnato profondamente la comunità tutta, strettasi attorno al dolore di familiari ed amici della giovane vittima. Poggioreale prende vita uno spazio di coworking, un ambiente dinamico e inclusivo aperto alla cittadinanza. La possibilità di mettere in sicurezza e di recuperare le parti più significative della città antica, del borgo antico, implicano l'opportunità straordinaria non soltanto per il comune di Poggioreale di dare nuova linfa, nuova speranza al territorio tutto attorno al comune di Poggioreale e quindi alla Valle del Belice, ma può diventare un progetto pilota molto importante che può essere emulato, ripetuto anche da altri comuni che hanno realtà storiche, monumentali, di valore artistico, con un borgo che può essere simile a quello di Poggioreale Vecchia, e possono immaginare lo stesso percorso che punta evidentemente a rilanciare l'economia e lo sviluppo del territorio attraverso un connubio tra ruralità, turismo, cultura e arte. Ogni anno 16.000 giovani siciliani, spesso con un'ottima formazione, lasciano l'isola in cerca di futuro altrove. Un'emorragia che, unita all'invecchiamento della popolazione stessa, sta svuotando i nostri piccoli comuni. Le classi dirigenti devono reagire elaborando nuove politiche capaci di invertire questa tendenza. Il sindaco di Poggioreale, Carmelo Palermo, ha lanciato un appello chiaro e diretto nel corso dell'incontro pubblico organizzato per presentare il progetto di rigenerazione urbana finanziato con i fondi
del PNRR del Ministero della Cultura per un totale di 1,6 milioni di euro. L'evento, moderato dal giornalista Nino Ippolito, ha visto la partecipazione dei parlamentari regionali Dario Safina e Stefano Pellegrino e dei sindaci di Partanna, Francesco Livigni, Santa Margherita, Gaspare Viola, Salaparuta, Michele Saitta, Gibellina, Salvatore Sutera, presenti anche i cittadini, gli operatori culturali e professionisti del territorio. Ad illustrare la parte tecnica del progetto è stato Lucio Tambuzzo, esperto di rigenerazione urbana e direttore artistico e generale dell'iniziativa. Dopo quasi 60 anni finalmente Poggioreale Antica sarà di nuovo aperta al pubblico, sarà possibile entrare nella via principale, attraversare il teatro, la scuola, i palazzi antichi, arrivare a Piazza Elimo e avere informazioni attraverso la realtà aumentata su tutti questi monumenti, e sarà possibile assistere, entrare a Palazzo Agosta e fruire un museo multimediale dedicato alla storia di Poggioreale Antica, alla raccolta della memoria collettiva, perché il processo di rigenerazione di questo progetto, Poggioreale Vecchio e Nuovo Centro, si fonda proprio sul principio di partecipazione, quindi sono le persone che attivano il processo attraverso la loro testimonianza, attraverso la loro memoria collettiva, le loro tradizioni orali. Per questo motivo è stato istituito come una tra le prime attività del progetto il registro delle eredità immateriali di interesse locale, il REIL, e quindi questa memoria diventa la matrice, la fonte da cui scaturisce il processo. Il progetto garantisce una sua sostenibilità grazie anche alla costituzione di un'impresa di comunità, quindi i cittadini saranno chiamati a partecipare a questa avventura imprenditoriale per far sì che tutto questo possa garantire un reddito, possa garantire una sostenibilità e finalmente sanare questa ferita che è stata tenuta aperta. Dal palco il sindaco Palermo ha poi lanciato un invito esplicito, la contiguità territoriale, una necessità ribadita anche dal sindaco di Salaparuta, Michele Saitta. Per Francesco Livigni, sindaco di Partanna, serve una visione integrata, la cultura e il turismo sono leve importanti, ma non possiamo dimenticare l'agricoltura che resta il pilastro economico del territorio. Dal sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, arriva una riflessione simbolica. Poggioreale Vecchia, con le sue architetture intatte, dialoga idealmente con il Cretto di Burri e la testimonianza vivente di cosa fosse un borgo siciliano prima della distruzione. Passiamo ora allo sport, vediamo le ultime notizie relative alla società Agragas, le date di inizio dei vari campionati di calcio e prossimamente lo svolgimento della terza edizione della festa provinciale del calcio agrigentino. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Un indizio è un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi fanno una prova. La foto che pubblichiamo con il neo patrone Salvatore Laporta, il tecnico Sebi Catania e l'avvocato Giancarlo Rosato, mentre gustano assieme un gelato ad Agrigento, sottolinea che l'incontro, non certo casuale, rappresenta l'inizio di un percorso assieme per il rilancio del calcio agrigentino. Sicuramente si è discusso di prospettive della futura rosa di calciatori che verrà messa a disposizione dal nuovo tecnico Sebi Catania e del prossimo ritiro precampionato, cosa che avverrà tra poco tempo. Il resto verrà da sé, compresa la categoria, da dove si ripartirà. Intanto tutto è pronto per l'inizio dei vari campionati della LN di Sicilia. Sono state diramate le date di tutti i tornei in programma per la stagione 2025-2026. Dall'eccellenza alla terza categoria. Il campionato d'eccellenza inizierà domenica 14 settembre. Gli altri campionati, vale a dire di promozione prima e seconda categoria, invece
invece inizieranno domenica 28 settembre. Infine, questo mercoledì 9 luglio alle ore 18 presso l'Hotel dei Pini di Porto Empedocle si terrà la terza edizione della festa provinciale del calcio agrigentino, un appuntamento di fine stagione durante il quale verranno premiate le società vincenti campionati organizzati dalla delegazione provinciale FIGC e l'END di Agrigento nella stagione sportiva 2024-2025. Sarà l'occasione per uno scambio di saluti con tutte le società calcistiche agrigentine. Saranno presenti i vertici regionali ed anche quelli provinciali. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 il digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.